Ecco, senta, non so se ha seguito i nostri ospiti precedenti, c'è stato Flavio Tosi, poi Lovat e poi Guadagnini. Lei lo sa che Guadagnini è stato anche nella vostra formazione, quindi voi cosa farete fondamentalmente considerando che Guadagnini è candidato governatore? Allora, certo che lo so, per quanto riguarda Guadagnini posso iniziare il mio discorso con una massima molto azzeccata: se qualcuno ti tradisce una volta è un suo errore. Se ti fai tradire 2 volte, l'errore lo fai tu. Vede, quando è nato il Partito dei Veneti, hanno provato a contattarci molte volte per dire se anche noi, come Patto per l'Autonomia Veneto, avremmo avuto intenzione di entrare. A livello personale, non solo personale, siamo stati contattati, guarda, ho perso il numero delle volte, ma ogni volta che ci contattavano noi diciamo: guardate, ci sono delle gran belle persone all'interno del Partito dei Veneti, ma c'è un elemento che è Antonio Guadagnini che ha tradito il mandato elettorale. Quando? Nel 2015, ricordo a tutti che Guadagnini era candidato assieme a noi di Indipendenza Noi Veneto nella maggioranza con Zaia, ha preso personali circa, mi sembra, 800-900 voti, noi come movimento abbiamo preso 50.000 voti. Dopo 2 mesi che era stato eletto ha tradito il mandato elettorale dei 50.000 che hanno votato in Indipendenza Noi Veneto e si è messo sostanzialmente a farlo il zerbino di Zaia. Quando dico zerbino, perché lo dico? Faccio una premessa. Prima delle elezioni Guadagnini aveva firmato un impegno di lealtà che, volendo, ho qui davanti a me, ma l'ho già portato anche in altre trasmissioni, nel quale sostanzialmente diceva che qualora avesse tradito il mandato elettorale avremmo potuto espellerlo con ignominia da quello che era il movimento e avremmo potuto dire quello che volevamo perché l'ha scritto lui. Allora, dicevo, quando ha tradito il mandato elettorale fondamentalmente si è delegittimato come persona in tutto e per tutto, e quando brave persone dentro la Partito Veneti hanno chiesto a noi di poter entrare, abbiamo detto: guardate, sappiate che così come ha tradito una volta tradirà ancora. Senta Girmo, però le faccio una domanda: come mai secondo lei, diciamo, il vostro quello che era praticamente il consigliere regionale ha fatto questa scelta così, diciamo, risoluta? Guardi, tra gli impegni che aveva preso Guadagnini nel 2015 ce n'erano 3 fondamentalmente che erano i più importanti. Uno, quello di seguire le nostre indicazioni come movimento, dato che era eletto nel movimento, quello di versare una quota al movimento, che era una quota del 20%, se non ricordo male, di quello che era l'emolumento che aveva dovuto prendere, e quello di mantenere chiaramente il gruppo consigliare come Indipendenza Noi Veneto. Non ne voglio fare una mera questione di soldi, anche se quello sicuramente è un fattore, credo, non rilevante. Ciò che sicuramente è più importante è che quando noi ci siamo candidati con la maggioranza, la nostra è stata una scelta strategica. Sapevamo che avrebbe vinto Zaia perché tutti lo davano per vincente, dubitavamo che Zaia avrebbe rispettato gli impegni in ambito a quello che era il principio dell'indipendenza, e ricordo a tutti che Zaia prima delle elezioni del 2015 sbandierava l'indipendenza come una sua bandiera, e quindi il nostro obiettivo era: eleggiamo almeno un consigliere regionale, dopodiché una volta che l'abbiamo eletto riusciamo ad avere un megafono che ci permette di poter portare avanti un principio, un'idea e un sentimento vero nostro in ambito consigliare. Mentre la cosa che mi fa specie, e mi fa specie anche pensare che Guadagnini possa essere un buon candidato dell'opposizione, quanto in realtà nuovamente zerbino di Zaia, è che sostanzialmente per 5 anni non ha mai fatto opposizione. Io mi domando come possa oggi essere il candidato di una formazione che vuole fare l'opposizione quando per 5 anni e a tutt'oggi il signor Guadagnini è ancora in maggioranza, collegato in maggioranza e, ribadisco, agli ordini di Zaia. Quindi lei dice in pratica che il Partito dei Veneti potrebbe correre il rischio di raccogliere consenso, diciamo, come dire, del malessere diciamo autonomista che non c'è stato nei confronti di certi partiti, e quindi però alla fine di fatto continuare ad appoggiare Zaia lo stesso. Se ho ben capito il suo ragionamento. Allora,
le faccio l'ultima battuta, però poi preferisco evitare di parlare di Guadagnini, sennò sembra che sia un attacco solo per lui. Allora, la logica è la seguente: in ogni caso, qualunque sia la vittoria che probabilmente sarà di Zaia alle prossime regionali, il numero dei consiglieri di maggioranza sarà sempre quello, così come sarà sempre quello il numero di consiglieri dell'opposizione. La netta sensazione che abbiamo è che qualora potesse candidarsi, perché c'è anche questo piccolo dettaglio da non trascurare, il signor Guadagnini assieme al Partito dei Veneti, e ipotizziamo che Guadagnini sia un eletto dell'opposizione, in realtà questo giochino servirebbe per avere un numero in più da parte della maggioranza, sfruttando un uomo della teorica opposizione.